Un caro rientro qui a Cantiamo Napoli. Zuccherino ci ha fatto trepidare tanto, ma finalmente è di nuovo qui tra noi. Buonasera. Buonasera, tutto a posto? Tutto a posto, tu come stai? Tutto bene. Finalmente tutto bene. Finalmente tutto bene, tutto è bene quel che finisce bene, si dice, sì, dai. Sì. Allora, cosa facciamo ascoltare al caro pubblico di Cantiamo Napoli? Andiamo a cantare Latte e menta e Carcerate s'amore. A chi la vogliamo dedicare, Zuccherino? A tutte le mie fan. Mi raccomando ragazzi, ascoltatelo, E a chi vogliamo salutare? A qualcuno in particolare? Ma a tutte le persone che mi conoscono sicuramente. E voglio ancora ricordare, il martedì sera Zuccherino si trova su Quarto Canale, la frequenza è 152, dalle 23 alle 24. Vi aspetto. Ok, ne approfitto per salutare con te Villa Mirabella, che è la struttura che ci ospita, le nostre radio partner, che è Radio Napoli Blu, Radio Orion e Radio Mania. Ne approfitto per salutarle con te. Mando un bacio pure a te sicuramente, a te, la grazie qua, mille, grazie mille. E non ci resta che salutare con il nostro saluto da rito. Cantiamo Napoli! Trovo in un gioco d'amore, un letto, un palazzo che fanno da cuore. Mi capita spesso di andare, lavoro da sballo, mi fermo a parlare, ma è un po' di tempo che mi tormenta, solita spesa con latte e menta, piccoli gesti d'amore per te spuglia, faccio vasa. Lo terzo piano, saggio piano e si ferma a m'aspettare. Apre lentamente sguardo travolgente, prima una porta a metà. Poi si spoglia piano, cade sul divano, fare una pubblicità, ma fatti già innamorare e chi ci dice a mamma che ma volesse sposare. Le regole sono cambiate, mi trovo da solo, le mani legate. La gente che mi tratta male, nel vuoto del tempo mi lascia cadere, ma mi consolo con la sua pelle, baci al sapore di caramelle, scale lunghissime, sembra un'eternità per te spugliare. Lo terzo piano, saggio piano e si ferma a m'aspettare. Apre lentamente sguardo travolgente, prima una porta a metà. Poi si spoglia piano, cade sul divano, fare una pubblicità, ma fatti già innamorare e chi ci dice a mamma che ma volesse sposare.